Eder, Mech, Pallister. Qua ogni volta che c'è qualcosa rimandano e non si capisce perché. Qua invece va avanti tutto, si aspetta. A ruotare i coltelli certamente io uso dei nastri che sono in zirconio e di conseguenza che non so neanche che cos'è il zirconio. L'egregio studio laboratorio di via Donatoni era così grande che a volte il telefono non prendeva. Tante volte qualcuno mi diceva ti ho chiamato però non eri raggiungibile. So che hanno fatto dei tamponi all'interno del laboratorio, dei tamponi per terra per vedere se c'erano non lo so, le tracce di qualcosa. Penso io uso dei nastri di zirconio, di conseguenza probabilmente ci sarà della polvere di zirconio, diciamo, in tutto il laboratorio. Questo zirconio sulle scarpe di Liliana come c'è finito? Guarda, questo non te lo so dire, so solo che io comunque quando faccio questi lavori qua, che poi vengo a casa, indubbiamente mi porto anche della polvere di zirconio in casa. Gli inquirenti con te sono stati particolarmente gentili, ti hanno fatto il trasloco dei coltelli, ti hanno cambiato la serratura, ti hanno anche portato l'auto al lavaggio? O quantomeno quest'auto è stata ispezionata? Penso di sì, è rimasta sempre lì, non è mai stata più toccata la macchina di Liliana. Guarda, posso anche dirti questo, che tante volte Liliana faceva le spese, le cose così, mi lasciava tutta la roba in studio, dove io facevo i coltelli, e mi diceva porta a casa tu, visto che hai la macchina, e lei entrava, aveva le chiavi, lasciava i pacchi, le borse. A Trieste tutto va a rilento, Sebastiano. Se vuoi vivere un processo da protagonista probabilmente dovrai arrivare a compiere 100 anni. Certamente anche da parte mia, cioè un ulteriore, cioè veramente mi fa tristezza, perché siamo passati 4 anni, certo, per carità. Praticamente, cosa volevo dirti? Io questa ulteriore proroghe comunque mi fanno pensare che forse devono vedere tante cose. Io sono qua a disposizione, non si sa com'è morta. Il 14 dicembre sei andato alla Galleria Rossoni? No, non lo so dirti, non credo, non lo so. Non so. No, io penso di aver fatto il giro solito delle Alte qua e là, ma non credo di essere andato lì in pescheria. O l'ho cambiato domenica, forse l'ho cambiato lunedì, non lo so. Ho concluso il giro fermandomi in Corso Italia, presso un'altra sede del supermercato di Galleria Rossoni, che ospita a sua volta una pescheria. Quanti soldi hai trovato in casa? Diciamo meno di 3.000 euro ho trovato. E secondo te invece quanto c'era in tutto in casa? Ma questo precisamente non lo so, ma una decina di migliaia di euro. A casa non manca nessun soldo. Quindi quando hai detto che mancavano soldi era solo l'ennesima sebastianata? Sì, hai ragione. Solo che la cosa mi ha disturbato moltissimo che qualcuno mi venga a fare i conti in tasca. Molte volte sono stato chiamato in questura, molte volte ho portato la GoPro, poi un'altra volta quando sono venuti da me l'hanno portata via. Perciò tutti gli esami sono stati fatti sulla GoPro, forse nei primi 6 mesi. In realtà l'approfondimento sulla GoPro è stato fatto solo molto dopo. Ma Sebastiano, come mai fai tutti questi errori quando racconti le cose? Guarda, io mi rendo conto che quello che mi è successo mi ha veramente creato una confusione, un disastro mentale che io ti dico adesso come adesso non riesco neanche più a ricostruire un po' quello che mi è successo. Ma diciamo ci sono alti e bassi, guarda, vivere da soli, vivere in questo clima, avere dei avvisi di garanzia, chiedere di poter fare un ulteriore esame su tutte le cose. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.